Bene, benvenuti a questo incontro, particolarmente atteso penso, perché prevede appunto un ospite davvero eccezionale, uno dei massimi filosofi contemporanei, Jean-Luc Nancy. E con lui appunto dialogheranno ospiti non meno illustri, direi tre tra i rappresentanti significativi della filosofia contemporanea italiana. Vado in ordine tavolo: professor Vincenzo Vittello, professor Roberto Ascolto e professor Massimo Cacciari. E così colgo solo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito affinché questa cosa potesse essere fatta, i vari istituti, le varie istituzioni che hanno appunto collaborato. Ringrazio anche le due traduttrici per il lavoro che aspetta loro. E dico subito le pochissime cose introduttive che mi pare giusto sottoporre all'attenzione di chi ascolta, per sottolineare quello che mi sembra uno solo dei molti punti che rende massimamente significativa, secondo me, la filosofia di Jean-Luc Nancy. Si tratta di una questione che emerge in modo particolare anche nel volume appena pubblicato da Einaudi, che ha tra l'altro una bellissima introduzione in forma dialogica, scritta insieme da appunto Roberto Esposito e Jean-Luc Nancy. In questo volume, che ha come titolo l'essere singolare plurale, a mio parere viene posta la possibilità, viene indicata una possibilità straordinaria per il pensiero contemporaneo, per la filosofia a venire, in quanto in qualche misura si chiudono, si fanno i conti con una struttura che, sia pure in forme diverse, mi pare abbia così dominato lungo tutta la storia della filosofia occidentale, che è una struttura che prevede due dimensioni contrapposte. Da un lato la dimensione dell'origine, della che si potrebbe dire, dall'altro la dimensione dell'esistente, di ciò che da questa che appunto verrebbe in qualche misura fatto essere, così reso possibile. Da sempre il pensiero occidentale, nell'interrogarsi intorno alla cosiddetta verità dell'esistente, nell'interrogarsi intorno alle cose, sente inevitabilmente il bisogno di travalicare questa dimensione, sprofondando in una dimensione detta in molti modi, ma che comunque possiamo genericamente indicare come la dimensione dell'origine. Nancy compie un'operazione in questo senso secondo me straordinaria, perché tenta di, per dire così, schiacciare l'origine sull'esistente. Sarò schematicissimo: in questo modo, dal suo punto di vista, si tratta di guardare all'esistente in modo completamente nuovo. Perché? Perché dal suo punto di vista l'esistente è l'origine stessa, e in quanto origine, in quanto non più rinviante ad un fondo da cui esso sarebbe stato reso possibile, questo esistente in qualche misura si trova immediatamente iscritto in una dimensione relazionale assolutamente infondata, perché appunto valevole come origine. Ecco che dal suo punto di vista la questione cruciale diventa quindi quella della relazione tra gli esistenti, la questione del cum, da cui anche tutte le belle riflessioni che a partire da questo discorso sono state sviluppate da appunto Roberto Esposito sulla communitas. Ecco, dal suo punto di vista mi pare ci si trovi nell'impossibilità di fare di questo cum
qualcosa che sia riconducibile alle forme di relazione e di unità pensate lungo la storia dell'Occidente. Non si può neppure schiacciare questa relazione intesa dal punto di vista di Jean-Luc Nancy sul modello, per esempio, hegeliano, ma neppure sul modello heideggeriano, direi io, perché qui davvero questa relazione non solo in alcun modo determinabile positivamente, non implica, come possiamo dire, alcunché di positivamente comune tra gli essenti, tutti valevoli come origine, ma non implica neppure, questo è il punto secondo me importante, non implica neppure una identità relazionale vuota, indeterminata, che ci potrebbe appunto invece, ad esempio, rinviare al modello hegeliano, secondo me. E infatti c'è un'espressione che usa Nancy, che non è particolarmente indicativa, cioè, a un certo punto, che si tratta di pensare una negazione non destinata all'affermazione, non destinata all'affermazione, dove ciò significa, mi sembra, anche che la relazione di negazione tra gli essenti, questo cum appunto, che è comunque una forma di negazione, non va intesa in modo tale, come si è sempre fatto, sia pure in modi diversi, non va intesa in modo tale da risolvere questo non essere l'altro da parte dell'uno e l'uno da parte dell'altro in un, come dire, essere di qualcos'altro. Nulla è a partire da questa negazione. Perciò, dal suo punto di vista, il rapporto con l'altro è un rapporto di, come dice lui, di contiguità e non di continuità, è un rapporto così sospeso sul nulla di senso, per cui l'altro con cui mi relaziono, in quanto istituentesi in una relazione originaria, non ha alcun fondamento che possa in qualche misura dargli un senso, e quindi ci si trova in una dimensione, come dice lui, di una esistenza singolare, plurale, insieme, dove tra le due dimensioni non c'è alcuna sintesi, non è possibile alcuna mediazione dialettica. Ecco, mi sembra che questo sia già questa, solo questa, una sfida straordinaria per il pensiero, costretto a, così mi sembra, se non altro, a ripensare radicalmente il senso della negazione. Perché noi, inevitabilmente, tendiamo a trattarla come spazio, condizione di possibilità per un altro positivo, per un'altra affermazione. E allora la sfida si fa interessante ma anche molto difficile, perché questa è forse una questione che mi sembra rimanga comunque aperta nel suo discorso, peraltro straordinario. Che ne è di questa alterità? Una volta liberata da ogni possibile rinvio a fondamenti, che ne è di un'alterità originaria per la quale già dire altro è troppo, forse, già troppo, perché questo nulla di senso, come dire, sembrerebbe doverci impedire anche di riconoscere qualcosa come una alterità. Certo, l'abbiamo svuotata di ogni senso possibile, ma il semplice continuarla a definire alterità, il semplice continuare, che peraltro sembra ineluttabile questo continuare, a parlare, sì, in modo non dialettico, ma di singolarità plurale, ci pone di fronte ad una questione che secondo me è uno dei compiti, non dico il compito, ma uno dei compiti fondamentali appunto per la filosofia a venire, e di questo mi sembra dobbiamo essere grati agli stimoli che l'opera di Jean-Luc Nancy ci ha dato e continua a darci. E ora passo subito la parola al primo relatore di questa giornata, che è il professor Roberto Esposito. Grazie.